Allentamento del patto di stabilità, accesso più favorevole al credito e una maggiore attenzione ai pagamenti. Il presidente costruttori regionale Luigi Schiavo elenca le richieste che il mondo edile avanza alla politica. Ad ascoltare in prima fila ci sono tutti i candidati capilista nelle circoscrizioni del Veneto che senza mezzi termini vengono sollecitati a cambiare rotta, a cambiare marcia. C'è una rivalità storica tra aree diverse del Veneto e c'è stato forse anche sullo sfondo quasi di carattere più sociologico una incapacità di volersi mettere assieme un'idea un po' veneta del faccio tutto me e quindi faccio tutto da solo. Tra settembre 2008 ed ottobre 2012, da Belluno a Rovigo, da Verona a Venezia, l'edilizia ha perso ben 44.000 posti di lavoro, pari al 21%. Troppo grave la situazione per continuare a dividersi all'ombra del campanile, spiega Lance, come accaduto in un passato ancora recente. Il Veneto deve imparare a fare sistema, a fare impresa, a partire proprio dalla politica. Anche perché, secondo l'Associazione dei Costruttori, soprattutto nel nord-est non mancano margini di ripresa. Magari con la riqualificazione di quanto già costruito o con la realizzazione delle infrastrutture tanto promesse. Il futuro dell'Italia passa anche attraverso l'edilizia, quindi di conseguenza l'edilizia è certo che avrà un futuro, magari ritarandoci, vedendo altre situazioni, però ha un futuro ed è il futuro dell'Italia. Serve però un'altra politica, più razionale, più attenta, più equa, soprattutto in un paese come l'Italia, dove l'immobile viene considerato alla stregua di un bancomat. Non da ultimo l'effetto dell'IMU sull'invenduto è devastante per le imprese, vuol dire, per farle un esempio, è come far pagare il bollo, la tassa di proprietà alle automobili che la Fiat ha in produzione.